Una buona giornata, ben ritrovati in diretta, eccoci in studio, prima edizione di Antenna 3 in questo sabato 16 settembre. C'è come sempre, ve lo anticipo, molta cronaca oggi, in particolare dalle strade purtroppo, perché vi daremo conto di due incidenti mortali che si sono verificati tra il Trevigiano e il Padovano. Parleremo anche di politica. Questa mattina c'era a Treviso un incontro tra il sindaco Mario Conte e il ministro della giustizia Carlo Nordio sul tema della sicurezza e non solo. Di politica parleremo col nostro ospite in studio, perché ci raggiungerà Piero Fassino, deputato del Partito Democratico, ospite questa sera alla festa democratica del PD trevigiano a Fiera. Andiamo subito da Lucio Zanato, che vedo pronto in diretta da Follina, alle sue spalle la strada in cui si è verificata l'ultima tragedia per quanto riguarda la Marca trevigiana, con la morte di un ragazzo di appena 28 anni. Buongiorno Lucio. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Ieri mi trovavo a Fossate in Portogruaro per raccontare un incidente mortale. Oggi invece siamo qui lungo la strada che da Pieve di Soligo porta a Follina, in località Pedeguarda, dove proprio qui, alle mie spalle, si è fermata la vita di Ayoub Hatimi, 28 anni, marocchino ma praticamente da sempre residente nella borgata di Vergoman, qui a Miane, con la mamma e le sorelle. La dinamica, tutto è accaduto intorno all'1:30 di questa notte. Praticamente il giovane stava scendendo da Miane verso Pieve di Soligo, la vedete in fondo quella curva, e evidentemente, forse per la velocità, forse per un attimo di disattenzione, il giovane è sbandato ed è praticamente più o meno dove già stanno passando le auto in questo momento. Ha impattato con una Ford Tuneo condotta da un 53enne di Miane. L'impatto è stato fortissimo, tanto è vero che l'Audi, che era l'auto appunto del 28enne, si è fermata qui ai piedi di questo ponticello senza il motore davanti, mentre la Ford dal colpo si è girata e quindi con il muso quasi a tornare verso casa, e si è fermata dall'altra parte, più o meno dove c'è la scritta Serica, giusto per intenderci. Un impatto tremendo che non ha lasciato scampo al giovane, che ha perso la vita proprio qui, a pochi metri alle mie spalle. Invece non ha grandi problemi, nel senso è stato ricoverato, però non è in gravi condizioni il 53enne, e tutto questo naturalmente come dire, ci viene raccontato dalle forze dell'ordine, che qui hanno fatto i rilievi per l'incidente. È una strada davvero molto trafficata e soprattutto a grande velocità. Lina. Esatto Lucio, perché noi vediamo alle tue spalle transitare mezzi di ogni tipo con velocità sostenuta purtroppo, quindi c'è probabilmente anche un tema di pericolosità, oltre che naturalmente di velocità, ma quello lo abbiamo visto anche dalle immagini che ci hai proposto, perché evidentemente due mezzi ridotti in quelle condizioni devono aver impattato a una velocità sostenuta. Sì, in effetti noi abbiamo parlato qui con i residenti, con il titolare dell'azienda che proprio è qui in curva. Dice: ogni volta che devo uscire dalla mia azienda è un terno al lotto, perché questa è una curva tra due rettilinei e nei rettilinei la gente prende velocità. Abbiamo chiesto più volte di mettere o dei rallentatori o un autovelox, insomma dei deterrenti. La strada è provinciale, quindi i comuni hanno detto: noi non possiamo fare nulla. C'è scappato il morto, ci sono stati altri incidenti, per fortuna fino a ieri, anzi fino a stanotte purtroppo, appunto per fortuna non mortali, purtroppo c'è scappato il morto questa volta. Credo che qui insomma un ragionamento sulla viabilità, sulla deterrenza, come dire, alla notevole velocità che si prende, ripeto, sia venendo da Pieve di Soligo sia venendo da Follina, possa creare, diciamo così, meno probabilità di altri incidenti. E da questa zona, da Pedeguarda, è tutto, ti restituisco la linea.
Grazie Lucio, grazie ai colleghi che sono fuori nel territorio per darci conto di queste tragedie della strada che si verificano, purtroppo lo avete sentito, estremamente frequenti. Tra poco andremo a vedere l'altro mortale che si è verificato in queste ore nel Padovano, vi dicevo, con Campo San Piero, dove un uomo di 45 anni, un barista di Vigonza, è morto uscendo di strada con la sua macchina. Adesso vediamo se in regia, dove ringrazio Mattia Pizzaia e Renato Capoia, eccolo qua, mi dicono che è già pronto Christian Arboit, è in diretta da Piazza Borsa, se vedo bene, perché si sono incontrati questa mattina per fare il punto su molte questioni il sindaco Mario Conte e il ministro trevigiano della giustizia Carlo Nordio, impegnato su tanti fronti. Tra l'altro sicuramente Conte avrà parlato come sindaco ma anche come presidente di ANCI Veneto, che vedrà i propri stati generali tra l'altro proprio a fine di questo mese a Verona. Buongiorno Christian. Buongiorno Lina, buongiorno a te e a tutti i telespettatori, anche da parte di Francesca Pezzo che sta curando la parte tecnica. Dicevi bene, tanti fronti aperti, tanti i fronti di cui ha parlato il ministro alla giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, questa mattina sotto la loggia dei 300 con il sindaco di Treviso Mario Conte. Su tutto la sicurezza del quadrante di Piazza Borsa dove ci troviamo, la questione delle baby gang, della violenza giovanile. Questo è il primo sabato di fatto dall'apertura, dall'avvio dell'anno scolastico, quindi l'allerta è massima. Da un lato quindi si è ribadito l'impegno sul fronte della sicurezza, dall'altro si è voluto circoscrivere il fenomeno dopo alcune dichiarazioni della scorsa settimana. Non solo, ovviamente, non si è parlato soltanto di sicurezza, non si è parlato solo di baby gang, ma di tutti i temi caldi del momento, dai migranti fino alla questione della giustizia trevigiana nello specifico. E ancora con Nordio siamo entrati nel merito di due questioni. Una l'hai appena trattata con Lucio Zanato, la sicurezza sulle strade, in particolare la fattispecie dell'omicidio stradale. Nordio dice ai nostri microfoni delle cose molto importanti, quindi Lina, se sei d'accordo, manderei in onda proprio l'intervista a Carlo Nordio. Siamo con il ministro Carlo Nordio, Guardasigilli, ministro della giustizia. Ministro, partiamo dalla questione baby gang. Lei ci teneva a precisare alcune cose. Sì, ci tenevo a precisare che la rappresentazione che è stata data su alcuni giornali di un presunto disaccordo tra me e il sindaco, e di cui ho avuto notizia soltanto l'altro ieri, perché da Roma queste cose non le avevo sapute, era puramente campata in aria, perché non c'è mai stato non solo dissenso ma un'assoluta complementarietà di visioni. Questa complementarietà significa una visione preventiva, cioè di educazione e di rispetto verso i valori della civiltà, che condividiamo in pieno ovviamente con Mario Conte e che devono essere alla base dell'educazione di questi ragazzi. Però laddove l'elemento preventivo non funziona, allora occorre intervenire con il bisturi, cioè con la repressione, con la legge penale. Però anche nel decreto che noi abbiamo approvato, più che sulla repressione si punta sulla prevenzione, quindi sull'ammonimento e soprattutto sulla prevenzione e l'educazione nei confronti dei genitori, perché molti di questi comportamenti derivano dal fatto che in famiglia non vi sono stati gli elementi, diciamo, educativi adeguati per formare dei ragazzi al rispetto della legalità. E in conclusione, come ho detto, Treviso è una città dove io sono nato, vivo, ritorno appena posso dagli impegni romani, come si vede anche oggi e come vedete praticamente tutte le settimane. È la città, secondo me, la più bella del mondo, dove si vive meglio che in ogni altra, molto bene amministrata, e quindi qualche episodio di disordine, che tra l'altro c'è sempre stato negli anni, ho detto prima, pensavo agli anni 60, 70, 80 con le contestazioni,
è fisiologico nelle democrazie, ma non per questo bisogna essere estremamente allarmisti. Il decreto che noi abbiamo adottato derivava invece da situazioni davvero drammatiche di altre città e di altre zone, soprattutto del meridione, dove come sapete la legalità è stata molto spesso calpestata. Quindi la situazione a Treviso, diciamo, è sotto controllo. Ma per l'amor di Dio, Treviso, ripeto, una rondine non fa primavera. Certo, ci sono state delle manifestazioni di disordine e anche di turbolenza, è giusto che vengano represse, che vengano controllate, ma non per questo bisogna gridare al lupo al lupo. Allora, Ministro, 3 flash velocissimi. Onichini, la grazia Onichini non è stata concessa, ovviamente No, anche questo è un argomento sul quale non posso rispondere. Omicidio stradale, anche in questa nottata c'è stato un incidente mortale nella Marca, si è ritornati a parlare di omicidio stradale dopo il caso Seno, il patteggiamento a 3 anni e mezzo. Si può fare qualcosa, si può circoscrivere la fattispecie? Questa è... Le pene sull'omicidio stradale sono già state aumentate a suo tempo in misura anche corposa e come immaginavamo non ha funzionato. Io all'epoca non ero certo al governo, ma ho scritto come giornalista che non sarebbero state sufficienti. Lì davvero serve soltanto l'educazione e la prevenzione intesa come controllo del territorio, cioè come irrogazione delle sanzioni amministrative. Ecco, secondo me in questi casi bisognerebbe davvero intervenire con la mano pesante, soprattutto per quanto riguarda la velocità, perché è la velocità che è alla base del 90% degli incidenti. Certo c'è la disattenzione, i telefonini, l'ubriachezza, ma soprattutto è la velocità e secondo me quando una persona viene colta a correre a 120 all'ora dove il limite è di 50 bisogna sequestrare la vettura, ritirare la patente per 10 anni e erogare una sanzione che sia educativa anche per gli altri. E questo vale anche per gli incidenti sul lavoro, anche qui questa settimana è stata una settimana nera e c'è chi chiede anche la fattispecie di omicidio. Gli incidenti del lavoro invece, questa ovviamente non è in gran parte la mia materia, però per quanto riguarda le eventuali sanzioni penali, effettivamente sugli incidenti del lavoro stiamo lavorando perché la situazione è intollerabile, come ha detto il Presidente Mattarella, cioè siamo veramente davanti a un vulnus a quelli che sono i principi elementari dei diritti civili e lì interverremo. Ministro, legge di bilancio, soldi per la giustizia, ce ne saranno e ce ne saranno in particolare per Treviso, per la questione del personale? Guardi, noi per il personale, soprattutto del Veneto, come già sapete, abbiamo fatto questa convenzione con la Regione per cui sono già arrivati 58 unità che erano impensabili fino a poco tempo fa. Stiamo facendo di tutto, io lo seguo personalmente anche per ragioni, come è giusto che sia, di favorire il territorio elettorale. Questo fa parte della logica democratica e della logica appunto delle elezioni. Naturalmente queste risorse anche qui vanno, quelle poche che ci sono, vanno distribuite in modo equo. Però per Treviso noi abbiamo già fatto molto anche con la polizia penitenziaria, aumentando, sono arrivate proprio di recente più di 20 unità che sono state quasi un soffio di vita per il carcere che era in grande sofferenza. Purtroppo in linea generale le risorse sono quelle che sono e addirittura si profilano ulteriori tagli di bilancio. Noi ci batteremo affinché quello della giustizia, che è Eseri da 8 all'osso, non venga ulteriormente limato. Riforma dell'abuso d'ufficio, qui c'è Mario Conte che si batte proprio per questo. La riforma dell'abuso d'ufficio adesso è all'esame della Commissione del Senato, sta andando avanti bene, non ci sono ostacoli ovviamente da parte della maggioranza, sappiamo che anche l'opposizione in gran parte sotto banco è assolutamente d'accordo con noi, soprattutto i sindaci anche appartenenti ad altri partiti. Io credo che arriveremo entro breve tempo all'abrogazione di questo reato che a questo sì darà un grosso impulso anche all'economia perché accelererà le procedure amministrative che oggi sono rallentate soprattutto da questa paura della firma. Ultima domanda davvero, migranti. Salvini ha annunciato una stretta, questo blocco navale o comunque la marina militare ai confini del Nord Africa, è un'ipotesi fattibile? Queste sono problematiche così ampie che vanno discusse nei luoghi opportuni. In Italia, nel Consiglio, al quale tra l'altro ovviamente partecipa di diritto il Ministro della Giustizia, cioè il sottoscritto,
il preconsiglio che faremo lunedì mattina sulla sicurezza, ma soprattutto vanno discussi in termini europei. Ripeto, non è pensabile che l'Italia sia lasciata sola nella gestione di questo fenomeno e finalmente se ne stanno rendendo conto anche gli altri. L'espressione di Macron ieri, che ha detto appunto una cosa, questa stessa espressione, e quella della von der Leyen che verrà a Lampedusa, sono dei buoni sintomi che l'Europa finalmente si occuperà di questo. Sarà il tema delle elezioni europee. Questo è il tema principale. Ecco, lo avete sentito, Carlo Nordio, tantissimi temi sul tavolo, ma rimaniamo sul pezzo, rimaniamo qui a Piazza Borsa. Qui con me ci sono dei ragazzi, alcuni maggiorenni, alcuni minorenni, quindi per il momento teniamo la privacy totale. La questione è quella che dicevamo prima e quindi l'attenzione in questo quadrante è altissima, soprattutto nella giornata di oggi. Qui con me questo ragazzo che nei giorni scorsi ha assistito a una rissa. Che cosa hai visto? Eravamo nella discoteca Anima a Treviso e insomma c'è stata questa rissa, era partita da una discussione tranquilla, poi la gente, soprattutto i ragazzi, hanno voglia di tirarsi, non c'è un vero motivo e in un attimo è degenerata la situazione. Quindi botte, calci? Sì, è iniziato con una testata e poi 2 o 3 pugni e sono intervenuti poi i bodyguard alla fine. Ma perché c'è tutta questa violenza? Secondo me perché magari i giovani si sentono più forti tirando, facendosi vedere, fare rissa appunto. E sì, così. Ma è un fenomeno recente, cioè nel senso... Secondo me è sempre stato così. Cioè è sempre, per esempio anche nelle scorse generazioni, è sempre stato così. Grazie, ti ringrazio. Allora spostiamoci velocemente. Elina, hai sentito, è una delle tante testimonianze che stiamo raccogliendo con Francesca Pezzo. A questo punto io ti farei sentire e ti saluterei anche le parole pronunciate da Mario Conte, dal sindaco di Treviso, relativamente a quanto detto da Nordio, ma non solo, anche proprio riguardo a Piazza Borsa. Oggi pomeriggio con ogni probabilità lo stesso Conte sarà qui in questo luogo. Sentiamo Conte e ti restituisco la linea con Francesca Pezzo qui da Piazza Borsa. Siamo con Mario Conte, sindaco di Treviso, questa mattina l'incontro con il guardasigilli Carlo Nordio, sul tavolo la questione delle baby gang, il decreto Caivano. Ecco, che cosa vi siete detti, sindaco? In realtà ci siamo incontrati per il nostro aperitivo del sabato, lo facevamo spesso quando il ministro non era ministro e continuiamo a farlo oggi che è ministro. Abbiamo anche colto l'occasione per chiarire alcune situazioni che erano state mal interpretate in modo particolare da un quotidiano cittadino, dove ci aveva messo in contrapposizione tra coloro che vogliono agire attraverso la repressione e coloro che vogliono prevenire. In realtà l'amministrazione comunale, unitamente col Ministero, viaggiano sullo stesso binario. Bisogna agire prevenendo certe situazioni e laddove invece queste situazioni sfuggono dal controllo e si manifestano, bisogna ovviamente reprimere con ulteriori strumenti che grazie a questo decreto legge Caivano è stato dato nelle possibilità dei sindaci e delle questure. Quindi io ringrazio il ministro Nordio per aver chiarito questa situazione, lo ringrazio perché non c'è stato mai nessun momento di conflitto o di tensione tra i due, anzi abbiamo sempre lavorato bene insieme e continueremo a farlo sia sul tema delle politiche giovanili sia sul tema dell'abuso d'ufficio, con il quale abbiamo creato un percorso, un corridoio privilegiato dove attraverso ANCI siamo riusciti a creare una proposta di legge certamente interessante per i sindaci. Di questo ha parlato anche il Ministro. Resta il fatto però che oggi è sabato, è il primo sabato da quando sono iniziate le scuole, quindi immagino che l'attenzione sul quadrante, quello un po' più caldo della città, sia massima da questo punto di vista. Sì, ma guardate, io l'ho detto chiaramente anche in Consiglio Comunale, qui nessuno vuole nascondere la sabbia sotto il tappeto o mettere la testa sotto la sabbia. Il tema dei giovani è un tema che va affrontato
con responsabilità ma anche con obiettività, cioè nel senso, laddove si manifestano dei problemi noi dobbiamo agire per garantire i cittadini, per garantire i commercianti, per garantire tutte le persone per bene che vogliono vivere la città. E quindi se ci sono delle situazioni di pericolo, di maleducazione o addirittura dove ci sono dei reati, bisogna agire attraverso le forze dell'ordine. Però non mi piace l'idea che venga enfatizzata questa situazione per motivi politici, per fare una battaglia contro il sindaco, contro la Lega. Quindi l'appello che faccio a tutte le forze politiche, a tutti i protagonisti della città, è quello di essere responsabili. Lo dico al sindaco, a me stesso, lo dico alle forze politiche che mi sostengono, lo dico all'opposizione e lo dico anche ai genitori di questi ragazzi, perché mi piacerebbe vedere oggi tanti genitori che vengono in città per verificare se tra questi ragazzi un po' maleducati e un po' arroganti magari c'è suo figlio, perché diamo tutti per scontato che il mio figlio queste cose non le fa. Ecco, cominciamo a essere meno certi di questa cosa e a verificare che il comportamento dei propri figli sia quello corretto. Lei oggi pomeriggio, sindaco, farà un giro in Piazza Borsa, lo fa spesso, il sabato? Ma io in realtà ormai è da 4-5 mesi che il sabato pomeriggio lo passo in Piazza Borsa e ci tengo a sottolineare che è vero, a volte capita che ci siano un centinaio di ragazzi così un po' vivaci, un po' maleducati, arroganti e a volte compiono anche dei gesti che sicuramente non vanno bene e vanno condannati. Però mi piace anche pensare che oggi pomeriggio, mentre io sarò in Piazza Borsa, nei campi da calcio, nelle palestre, nei teatri, nelle associazioni di volontariato, ci sono 10 volte tanti ragazzi impegnati a far del bene. Ecco, i ragazzi per bene sono molti di più dei ragazzi annoiati. Sindaco, grazie mille, domani lei a Pontida, no? Domani sono a Pontida, nel Pratone, insieme a tutti i militanti sostenitori, ad ascoltare le linee guida del nostro partito. Ma nel Pratone o sul palco? Perché No, c'è chi io sono un militante e quindi starò nel Prato insieme agli altri militanti. quindi troverà Caner, perché Caner probabilmente sarà sul Pratone. Io incontrerò tutti i militanti che parteciperanno, speriamo di essere davvero tanti. Così dunque il nostro Christian Arboit da Treviso con Francesca Pezzo, abbiamo sentito il Ministro della Giustizia, grazie Christian, abbiamo sentito il Sindaco di Treviso che ha aperto anche la questione Pontida, ne parleremo dopo. Allora vedo già pronta invece la nostra Valentina Visentin dall'aeroporto Allegri di Padova insieme a Federico Cibotto, parliamo di migranti, apriamo questa pagina, poi ne parleremo anche con il nostro ospite in studio perché continuano gli arrivi e ne sono previsti di ulteriori. Il padovano è davvero in prima linea in queste ore. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, ed è stata confermata proprio nelle scorse ore la presenza all'interno dell'aeroporto Allegri di una ventina di profughi. Fino a qualche ora fa si pensava che dovessero ancora arrivare e invece pare che i migranti siano stati trasferiti già qualche giorno fa, 20 in tutto nelle palazzine dell'ex area militare che è al di là di questo cancello che Federico Cibotto sta inquadrando, e entro lunedì ne dovrebbero arrivare altri 23 per un totale di circa 43 profughi che saranno ospitati qui all'aeroporto Allegri, e sono confermati nuovi arrivi sempre per la settimana prossima di un'altra ventina di profughi, perché il Veneto e Padova in primo luogo ha già avuto la conferma che avrà una quota di quei migranti che sono sbarcati nei giorni scorsi a Lampedusa che è in difficoltà per quanto riguarda lo screening sanitario visti gli alti numeri di migranti arrivati, e quindi le visite mediche sono in corso proprio in queste ore da parte della Croce Rossa, che anche qui all'interno dell'aeroporto Allegri sta verificando le condizioni di salute dei profughi, visto che proprio a Lampedusa sono stati registrati casi di scabbia e di pidocchi. Si tratta, quello dell'Allegri, di una sorta di mini hub con una valenza temporanea, ovvero i profughi arriveranno qui, saranno per qualche giorno, qualche settimana, per poi essere piano piano e gradualmente assorbiti dai CAS, i centri di accoglienza straordinaria gestiti dalle cooperative che sono all'affannosa ricerca di nuovi posti per fronteggiare l'emergenza. Ma intanto la situazione dell'aeroporto Allegri è stata al centro di due manifestazioni
manifestazione ieri sera che hanno tenuto blindata la via dove mi trovo io adesso, via Sorio, una manifestazione di Forza Nuova e quella dei centri sociali, scongiurate le tensioni visto che i due gruppi sono state tenuti a debita distanza dalle forze dell'ordine. Vediamo com'è andata nel nostro servizio. Contro l'hub di profughi all'Allegri, da un lato l'estrema destra con Forza Nuova che dice no ad ogni tipo d'accoglienza, dall'altro lato i centri sociali per ribadire invece la scelta di un'accoglienza diffusa e che ogni migrante è il benvenuto. In mezzo via Sorio l'aeroporto blindato dalle forze dell'ordine per evitare che le due fazioni opposte si incontrassero. Una serata che poteva essere ad alta tensione, quella vissuta ieri sera a Padova, ma che alla fine si è svolta in modo regolare, consentendo ad entrambi i gruppi di svolgere i propri sit-in. La questura ha imposto ai militanti di Forza Nuova, in tutto una trentina, di rimanere nel parcheggio di un supermercato a circa 200 metri dall'ingresso dell'aeroporto Allegri. Il vice segretario nazionale del gruppo di estrema destra ha attaccato Giorgia Meloni. Sta prendendo l'orgoglio l'Italia insieme a un governo che l'orgoglio doveva mantenere. Invece non ha mantenuto l'orgoglio e soprattutto non ha mantenuto le promesse. Ha preso in giro, per non usare parole più pesanti, gli italiani, propagandando blocchi navali, propagandando tutto lo scibile umano per arrivare a cosa? A un raddoppio degli sbarchi dell'immigrazione. C'è anche la rotta balcanica e alla fine ci mettono anche i CPR, ce li rimettono, quindi ci prendono in giro. Parlo del governo. I migranti non vanno fatti sbarcare, ma non si può chiacchierare. Ho sentito parlare di Australia. In Australia non possono entrare illegalmente. Bisogna prendere le navi dell'esercito e impedire alle navi, agli scafisti di arrivare. Questo va fatto. Il blocco navale va fatto. I centri sociali, in oltre 200, invece sono rimasti a circa 1,5 chilometri di distanza dall'altro capo di via Sorio, sorvegliati anche loro dalle forze dell'ordine. A noi non interessa di che tema stiano parlando, a noi non interessa cosa vogliono dire. Le figure di Forza Nuova sono e saranno sempre sgradite, non benvenute e saranno sempre cacciate da questa città, che è una città solidale, antirazzista, antifascista. Noi manifestiamo un'opposizione ai grossi hub, perché quindi ai grossi centri d'accoglienza, delle grosse dimensioni, perché siamo favorevoli a un altro tipo di accoglienza, all'accoglienza virtuosa fatta nel rispetto dei diritti delle persone. Alle 21 entrambe le manifestazioni si sono concluse, mentre l'ingresso dell'aeroporto, dove alcuni migranti sono già arrivati, è rimasto presidiato dalle forze dell'ordine. E al massimo l'aeroporto Allegri dovrebbe ospitare una settantina di migranti, queste le assicurazioni fatte dalla prefettura al sindaco di Padova Sergio Giordani, anche lui da sempre favorevole a un'accoglienza diffusa e non ai grandi hub, visto che a Padova insomma ci sono state anche le esperienze della Prandina e in provincia quella di Bagnoli, quindi l'assicurazione è che al massimo dentro l'aeroporto ci saranno una settantina di migranti per un'accoglienza temporanea. Intanto la palestra di Feriole di Selvazzano, che doveva essere sgomberata proprio stamattina dai migranti, c'è stata una proroga e quindi 33 profughi che si trovano all'interno resteranno nella palestra comunale di Feriole almeno fino al 22 di settembre. Queste le novità per quanto riguarda l'accoglienza a Padova. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentini e a Federico Cibotto. Senza dubbio di migranti continueremo a parlare. Adesso andiamo proprio su questo tema nel Vicentino, perché ieri sera sono arrivati in queste ore 12 profughi ad Arzignano col vice sindaco che ha sbottato: non condividiamo il metodo, così si distribuisce il problema, i sindaci hanno le mani legate. Non si fermano gli arrivi a Lampedusa e all'ondata di sbarchi fa seguito l'emergenza relativa alla loro accoglienza che tocca anche il Vicentino. Sono 12 i profughi collocati ieri in tarda serata ad Arzignano e sistemati in un appartamento confiscato alle mafie gestito dal governo. Ieri sera sul tardi abbiamo appreso inizialmente per via non ufficiale addirittura che in Arzignano stavano arrivando sostanzialmente 12 profughi inviati direttamente dallo Stato. Abbiamo dovuto attivare in fretta tutte le verifiche per provare a capire e alla fine l'informazione che avevamo è stata confermata, perché intorno alle 10 di sera sono arrivati
12 profughi, sembra provenienti dal Sudan, e sono ospitati in un immobile di proprietà del governo italiano in quanto bene sequestrato dalle attività criminose. Hanno tra i 19 e i 24 anni, tutti e 12 dichiarano di essere sudanesi, una situazione esplosiva quella degli sbarchi che si riversa inevitabilmente su tutto il territorio nazionale e ricade sui sindaci che puntano il dito sulle modalità adottate. Ad Arzignano lo sfogo dell'assessore alla sicurezza, ci sentiamo con le mani legate. Non ne sapevamo niente. Questa cosa non la condividiamo, non condividiamo questo metodo del governo di distribuire profughi nei vari comuni, perché questa emergenza nazionale deve ed è un'emergenza internazionale e deve essere risolta in maniera più strutturale e non distribuendo il problema nei vari comuni italiani. Purtroppo su questo tema abbiamo le mani legate, lo dico sinceramente ai cittadini e anche a nome del sindaco. Cercheremo di monitorare la situazione, però purtroppo deve cambiare qualcosa a livello nazionale. Questa dunque è la posizione del vice sindaco. Allora, noi abbiamo accennato anche con il ministro al tema purtroppo della sicurezza stradale, abbiamo visto il nostro Lucio Zanato da Follina parlarci della vittima nella Marca Trevigiana, un giovane di appena 28 anni nello scontro frontale tra un'auto e un furgone, e come vi anticipavo ce n'è stata un'altra tragedia della strada nella notte. Siamo a Villanova di Campo San Piero nel Padovano, dove un barista di 45 anni ha perso la vita finendo fuori strada e quindi in un fossato. È uscito di strada con la sua auto, finendo in un fossato contro un terrapieno dell'ingresso di un'abitazione. Non c'è stato nulla da fare per un 45enne di Vigonza che ieri notte in via Straelle a Villanova di Campo San Piero ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno all'1. La vittima è Giancarlo Maniero, professione barista, abitava a Vigonza con la compagna. Ieri notte con ogni probabilità stava tornando a casa dopo la chiusura del suo bar. La sua auto però è finita fuori strada. A dare l'allarme dei passanti che hanno notato il mezzo nel fosso e hanno allertato i soccorsi. I pompieri arrivati dal distaccamento volontario di Borgorico hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente. I medici del SUEM 118 però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e per deviare il traffico. Ai microfoni del nostro Cristian Arboito, lo avete sentito prima, non ha voluto esprimersi, non è entrato nel merito il ministro Nordio del respingimento della grazia dopo 2 anni per Walter Onichini, il macellaio, lo sapete, padovano, condannato per aver sparato a un ladro che gli era entrato in casa. Si era rivolto al Presidente della Repubblica sperando in questa ulteriore strada, dopo naturalmente essere finito in carcere, come sapete, per espiare la sua pena. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rigettato la richiesta di grazia per Walter Onichini, commerciante di carni di Legnaro che il 22 luglio di 10 anni fa sparò e ferì il ladro albanese che era appena entrato in casa sua con dei complici per rubare. Per questo Onichini è stato condannato in via definitiva per tentato omicidio a 4 anni e 10 mesi di reclusione. La richiesta di grazia era stata fatta dalla compagna Sara attraverso l'avvocato Ernesto De Toni, che ha difeso Onichini nel lungo processo. La vicenda aveva riscosso il sostegno anche da parte della politica, con la Lega. La domanda di grazia risale al novembre del 2021, quando era stata depositata al magistrato di sorveglianza. Dopo 9 mesi era stata inviata al Ministero della Giustizia. Ora la notizia che è stata rigettata. Nel frattempo, dal gennaio di quest'anno, Walter Onichini è uscito dal carcere ed è stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali. Un'opportunità per lui per aiutare in qualche modo la sua famiglia, che oggi, dopo la vicenda, si è trasferita da Legnaro a Camponogara. Il ladro albanese, invece, condannato a 3 anni e 8 mesi per il furto in casa di Onichini, non ha mai scontato un giorno di carcere perché irreperibile. Ci fermiamo per qualche istante adesso, qualche minuto di pubblicità, ritorneremo in studio tra pochissimo in diretta con il deputato del Partito Democratico Piero Fassino.
Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questo sabato. Saluto e ringrazio per la disponibilità l'onorevole Piero Fassino, buongiorno, ben trovato, che è venuto a trovarci perché è ospite questa sera a Fiera a Treviso della Festa Democratica di cui parleremo tra pochissimo. Parlamentare del territorio, eletto in questo collegio, vero onorevole? Tra l'altro, se ben ricordo, proprio di questi tempi l'anno scorso, con una campagna elettorale molto tradizionale. Lei è stato tra la gente, l'abbiamo vista distribuire volantini, l'abbiamo vista stringere mani, che è una cosa che si fa anche poco ormai, perché con i social in genere si pensa di raggiungere tutti, ma non è così. Però i social non ti consentono un rapporto diretto con il cittadino, no? Invece un politico deve avere un rapporto col cittadino per ascoltare prima di tutto quali sono le sue domande, le sue speranze, le sue paure, le sue preoccupazioni. E la campagna elettorale che io ho fatto l'anno scorso per me è stata particolarmente utile perché mi ha permesso una immersione totale nella realtà di questo territorio, in un rapporto diretto e continuo con i cittadini, il rapporto che io continuo a coltivare anche adesso come eletto naturalmente. Esatto, ma non è mica scontato, lei mi insegna questa cosa, non è scontata, perché noi abbiamo visto anche, parlamentari del nostro territorio che magari sono meno presenti di chi invece si deve spostare per venire qua. No, io i social naturalmente li utilizzo anch'io, ci mancherebbe, no? Tweet, Facebook, tutto ciò che ti offre la tecnologia digitale la devi utilizzare perché anche questo è un modo per arrivare ai cittadini, tra l'altro. Sono migliaia, 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 centinaia di migliaia, spesso milioni le persone che ogni giorno utilizzano questi mezzi, quindi li devi usare. Però non è tutto lì. Quello non può sostituire la capacità di costruire un rapporto diretto con i cittadini. Devi avere un rapporto diretto con i cittadini, con i loro problemi, le loro domande, le loro esigenze, e devi anche utilizzare i mezzi digitali per ampliare questa capacità di ascolto. Io è quello che cerco di fare. Sì, anche se naturalmente anche proprio a impatto vedere un personaggio politico che le persone conoscono bene da molti anni fare una campagna in strada, in piazza come tutti gli altri non è cosa consueta, onestamente. Ci si meravigliava un pochino di questo. Ma io voglio dire, mi rallegro di una cosa, in questa campagna che ho fatto ho incontrato tantissima gente che apprezzava che io fossi lì a parlare con loro direttamente. E devo dire anche tutto questo insieme ad un'accoglienza da parte del territorio, non essendo io veneto, molto positiva. Devo dire che ho incontrato tanta simpatia, tanta disponibilità, tanta accoglienza che naturalmente mi vincola ancora di più a fare bene il parlamentare di questo territorio. Senta, veniamo qui ai temi e ce ne sono tanti. Allora, in questo suo periodico ritorno in Veneto, che atmosfera trova, che aria tira? Siamo a settembre, è trascorso tra pochi giorni un anno dalle elezioni che hanno visto prevalere questa coalizione di centrodestra che poi è andata al governo. L'altra sera, proprio alla Festa Democratica, il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha detto: ho l'impressione che la luna di miele col governo sia finita. Lei condivide? Ma dunque, qui siamo in una terra molto dinamica, come sappiamo. Il nord-est, una delle aree forti dello sviluppo del paese. Lo si vede anche non solo nella dinamica delle imprese, ma nei livelli di disoccupazione, che in questa terra sono inferiori al 5% sostanzialmente. Quindi è un'area molto dinamica, però anche quest'area, come dire, esprime una serie di esigenze. A me ha molto colpito il fatto che ovunque vado le imprese mi segnalano la difficoltà ad assumere. Questo è un tema. Tra l'altro incrocia, ne parleremo, anche la questione migratoria, perché noi siamo un paese in decremento demografico e in una necessità di avere manodopera che in questo momento non è soddisfatta. Tanto è vero che il governo, nel momento in cui demonizza e criminalizza l'immigrazione, in silenzio ha deciso di autorizzare l'ingresso di 500.000 lavoratori stranieri nei prossimi 3 anni per soddisfare le esigenze delle imprese. Quindi questo è un tema che ho evocato. Secondo, naturalmente anche qui si sentono i morsi di una situazione economica difficile. Intanto un pezzo importante dell'apparato produttivo di questa terra è legato fortemente all'andamento economico della Germania, perché noi da questa terra c'è un flusso esportatore forte verso la Germania. E come sappiamo la Germania in questo momento soffre di una fase
economica di grande difficoltà che può ribaltarsi sulle nostre imprese. Anche qui si misura il fatto che l'aumento dell'inflazione penalizza fortemente i salari, gli stipendi, le pensioni e il reddito delle famiglie. Venendo qui, chi mi ha portato qui mi ha detto che ieri ha pagato un litro di benzina a 2,70 euro. Allora è chiaro che quando siamo a queste, faccio questo piccolo esempio, ma insomma è un esempio non tanto piccolo se pensiamo ai livelli di mobilità, a come la gente per spostarsi usa l'auto e a come questo incida e come in generale l'inflazione stia penalizzando il potere reale d'acquisto, anche questo si sente. Quindi è una realtà dinamica che però, come dire, richiede anche la capacità da parte di chi governa di dare delle risposte, perché il solo dinamismo economico di per sé non ti dà tutte le sicurezze e le garanzie che i cittadini chiedono. Io credo che questo sia il tema. Noi viviamo una fase da molti anni in cui una parte dell'opinione pubblica vive una condizione di incertezza, di insicurezza. Noi abbiamo avuto dal 2008 al 2015 la crisi economica. Poi appena stavamo per uscire da questa crisi economica è arrivato il Covid. Stavamo per uscire dal Covid, è arrivata la guerra in Ucraina con le conseguenze che ha anche sul nostro paese. Quindi un lungo tunnel in cui una parte dell'opinione pubblica, come dire, ha vissuto tutto questo con ansia, preoccupazione, interrogandosi sul suo futuro, meno sicura del suo futuro, no? A me colpisce una cosa da questo punto di vista. Se io guardo l'andamento delle elezioni dal 2013 al 2022, oltre al fatto che è diminuita la gente che vota, ma tra quelli che hanno votato, a ogni elezione un quarto ha deciso di cambiare il voto. 25% a 5 Stelle nel 2013, 40% a PD nel 2014 alle europee, 32% a 5 Stelle nel 2016 alle politiche, 34% alla Lega nel 2019 alle europee, 28-29, cosa ha preso per cento la Meloni alle elezioni politiche. Questa migrazione elettorale continua, cosa dice? Dice che c'è una parte di opinione pubblica che chiede rassicurazione. E come è noto, la rassicurazione tu la vuoi subito. È come quando tu pensi di avere una malattia, vai da un medico, se quel medico non ti ha rassicurato ne cerchi subito un altro, non è che aspetti. Se io mi rivolgo a una domanda di rassicurazione a una forza politica e quella non me la dà, sposto la domanda. E tutto questo è una spia di una incertezza, di un'insicurezza, di un'inquietudine. Io penso che la politica debba vederla e debba cercare di dare delle risposte. Allora, tema migranti, andiamo a sentire uno spezzone del videomessaggio che ha realizzato proprio Giorgia Meloni su questo tema, invocando anche in quel caso, tra l'altro, proprio la pazienza degli italiani, perché ha detto il problema si risolverà ma ci vuole del tempo, e nel frattempo mettendo in campo alcuni provvedimenti che vanno nell'ordine della sicurezza, della durezza, diciamo, pure anche probabilmente per assicurare la sua parte politica, e fin qua ci siamo, però tentando di dare una risposta a un fenomeno che in realtà è molto complesso, e poi ne parleremo. Sentiamolo. Personalmente sono ancora convinta che la strategia del governo italiano sia quella più seria per risolvere il problema in modo strutturale, però richiede tempo, soprattutto se quel lavoro viene intralciato da interessi ideologici. Solo che l'Italia intanto non può più aspettare, perché in attesa delle soluzioni definitive la pressione è ormai diventata insostenibile. Annuncio dunque che, primo, ho scritto alla Presidente della Commissione europea per chiederle di venire con me a Lampedusa per rendersi personalmente conto della gravità della situazione che affrontiamo e per accelerare immediatamente la concretizzazione dell'accordo con la Tunisia, trasferendo le risorse concordate. La Presidente von der Leyen è sempre stata collaborativa e io non dubito che lo sarà anche stavolta. Secondo, ho scritto al Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, chiedendogli di inserire all'ordine del giorno del Consiglio europeo di ottobre la questione migratoria. È mia intenzione in quella sede ribadire che è necessario avviare immediatamente una missione europea per bloccare le partenze dei barconi. Terzo, nell'immediato il governo italiano intende adottare misure straordinarie per far fronte al numero di sbarchi che abbiamo visto in questi giorni sulle nostre coste. Nel Consiglio dei Ministri di lunedì noi porteremo una modifica del termine di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri di chi entra illegalmente in Italia.
limite che verrà alzato al massimo consentito dalle attuali normative europee, ovvero 18 mesi, termine che non riguarda i richiedenti asilo per i quali oggi il termine massimo di trattenimento è già di 12 mesi e non sarà modificato. E stiamo già lavorando al potenziamento dei centri per i rimpatri, in modo che chiunque entri illegalmente in Italia sia effettivamente trattenuto in queste strutture per tutto il tempo necessario alla definizione della sua eventuale richiesta di asilo e per la sua effettiva espulsione nel caso in cui sia irregolare, perché altri anni di governi immigrazionisti ci hanno consegnato una situazione per la quale i posti nei centri di permanenza per i rimpatri sono scandalosamente esigui. E allora nel Consiglio dei Ministri di lunedì sarà dato mandato alla Difesa di realizzare nel più breve tempo possibile le strutture in modo tale che siano sufficienti a trattenere gli immigrati illegali. Daremo mandato di realizzare queste strutture in località a bassissima densità abitativa e facilmente perimetrabili e sorvegliabili. E così voglio lanciare un messaggio chiaro a chi vuole entrare illegalmente in Italia. Non conviene affidarsi ai trafficanti di esseri umani perché vi chiedono molti soldi, vi mettono su barche che spesso non sono attrezzate per fare quei viaggi e in ogni caso se entrate illegalmente in Italia sarete trattenuti e rimpatriati. Prego, perché lei ha detto non è con la faccia feroce che si risolve il problema. Devo dire che questo messaggio ripropone una strategia che ha già dimostrato di essere fallimentare, perché da quando questo governo si è insediato, prima si è detto faremo il blocco navale davanti alle coste, cosa che non si può fare, sia perché viola regola internazionale, sia perché ci sono decine di migliaia di chilometri di coste da presidiare e ci bisognerebbe una flotta che noi non abbiamo. Poi si è detto, si è lavorato a scoraggiare l'azione di soccorso dei profughi in mare, creando dei problemi e facilitando anche delle tragedie. Poi si è detto ripatrieremo tutti quelli che sono venuti qui irregolarmente. I rimpatri, come sappiamo, sono pochissimi. E si continua con questa storia fino a questo appello che dice blocco navale e detenzioni. Non è con la faccia feroce così che si risolve questo problema, ma per una ragione elementare, non ideologica, come dice la Presidente Meloni. C'è una cosa semplice da cui bisogna partire. A chi vive nella miseria, nella guerra, nella fame, tu non gli puoi dire semplicemente statene lì, perché o gli offri condizioni di vita dignitose dove vive, o quello lì cercherà altrove quelle ragioni di vita dignitose. Ora, continua a non esserci niente proprio su questo fronte e il governo, anche la Presidente Meloni, evoca continuamente il piano Mattei, ma il piano Mattei per adesso è un titolo, una foglia di fico, non c'è uno straccio di programma, non c'è uno straccio di stanziamento. Segnalo che si sta discutendo la legge di bilancio. Tutti leggiamo i giornali come il governo vuole fare la legge di bilancio. Non c'è una riga in quegli preannunci che dica che il governo è pronto a stanziare delle cifre per sostenere lo sviluppo dei paesi da cui partono i migranti. Se non si fa questa cosa qui, i flussi migratori continueranno. È inutile che la Meloni si illuda, non li fermerà con la faccia feroce, li fermi soltanto se incidi sulla ragione per cui la gente parte, ma questo significa una strategia di intervento a quei paesi, chiedendo all'Europa di sostenerti su questo. Certo, non c'è dubbio, perché il tema migratorio non è un tema solo italiano, è un tema europeo. Chi approda sulle nostre coste approda in Europa e non soltanto in Italia. Sì, ma anche qui la Meloni non può far finta di non sapere che se fino ad oggi una strategia europea è stata debole, non è per colpa di Bruxelles, ma per colpa di Budapest, Varsavia, Vienna e di una serie di altre capitali dove ci sono governi, quei governi con cui la Meloni ha costruito in questi anni alleanze, che sono i principali nostri avversari nel chiedere una politica europea. Allora affrontiamo i nodi per quello che sono. E infine, luoghi di detenzione, li rimpatrieremo. Secondo me tutto questo non avrà luoghi di detenzione, ci saranno. I rimpatri, si è già visto, sono esigui, perché tu il rimpatrio lo fai solo. Gli accordi di riammissione cosiddetti che sono sottoscritti prevedono che tu puoi rimpatriare
un cittadino che non ha titolo nel stare nel nostro paese solo nel paese di cui lui è cittadino. La gran parte di quelli che parte dalla Tunisia non sono tunisini, vengono da altri paesi, arrivano qui senza documenti, è complicatissima questa cosa, quindi la facciamo facile ma non è così. Al di là dei costi, Ecco, no? al di là dei costi eccetera, ma i costi si possono sempre ottenere. Allora io dico, la Germania cosa ha fatto con centinaia di migliaia di profughi siriani? Li ha accolti, ha messo in campo un programma straordinario di formazione e li ha inseriti nel mercato del lavoro, di cui aveva bisogno. Ma non possiamo lavorare nella stessa direzione. Se l'ha fatto la Germania, perché non possiamo farlo noi? Questo governo ha appena autorizzato, qualche settimana fa, nel silenzio, per non smentire la sua propaganda demagogica anti-immigrati, un provvedimento che prevede che 500.000 lavoratori stranieri nei prossimi 3 anni entrino in Italia perché le imprese hanno bisogno, ne abbiamo parlato prima, di manodopera e non la trovano. Non si può fare la stessa cosa per questi 140.000 che sono approdati fin qui. Mettiamo in campo una strategia di formazione, avviamoli al lavoro, integriamoli, perché se no tanto indietro non li manderemo, con la più buona volontà ne manderemo qualche migliaia. E allora anziché tenersi qui una situazione che diventa via via sempre più critica, diamoci una strategia di gestione, questo io chiedo. E quindi il mio non è un approccio ideologico, è un approccio fondato sulla ragione. Senta, lei che è stato anche presidente ANCI a lungo, da sindaco di Torino, questi migranti scaricati fuori dai municipi, nei territori, i sindaci non sanno dove metterli. Certo. Sono in rivolta un po' tutti, tanto che anche i sindaci leghisti, ma lo stesso governatore Zaia è tornato a parlare di accoglienza diffusa, Certo. perché risulta l'unico modo. Qui in provincia di Treviso abbiamo tra l'altro 2 degli ultimi maxi hub del Veneto, a Treviso e a Oderzo. Vede, io penso questo, che la gestione attualmente di questi flussi incardinata sui prefetti non funziona. Ma io ho il massimo rispetto per i prefetti. Ma il miglior prefetto, quello più attento, più sensibile, più consapevole, cosa fa? Gli telefonano dal Ministero degli Interni, gli dicono ti mandiamo 200 migranti, trova una soluzione. E lui cosa trova? Cerca un letto, che è giusto, che è la prima esigenza, un posto dove metterli. Una volta che ha trovato un letto e un posto dove metterli, il prefetto dal giorno dopo non se ne occupa, ma non perché non vuole occuparsi, non ha gli strumenti, non ha le risorse. Sono i comuni che possono invece fare una politica di accoglienza, di integrazione, di inserimento, perché hanno gli strumenti. Naturalmente bisogna però mettere a disposizione dei comuni risorse. Io segnalo che ad oggi non esiste in Italia un fondo nazionale per le migrazioni a cui i comuni possono attingere per finanziare le loro politiche, no? E quindi bisogna cambiare l'approccio. Al centro della politica di accoglienza, che deve essere appunto diffusa, ci devono essere i comuni. Per fare l'accoglienza diffusa bisogna stabilire un altro criterio, per il quale io mi sono sempre battuto quando ero presidente dell'ANCI. Deve esserci un criterio di proporzionalità tra la dimensione demografica del comune che ospita e il numero di migranti che gli mandi. Perché io mi ricordo quello che è successo in un comune poco lontano da qui, a Bagnolo, no? Dove? Perché c'erano 2 caserme vuote, in un comune di 3.500 abitanti sono stati messi 2.000 migranti. Quella lì è una follia. Allora, stabilisci un criterio di proporzionalità e chiedi a tutti i comuni di farsene carico. I comuni se ne fanno carico se hanno la certezza che tu gli mandi una dimensione di migranti che sono in grado di gestire. Si rifiutano di farlo se hanno paura che gli arrivi una valanga che non sono in grado di gestire. Quindi devi dare una risposta su questo. Quindi io penso che bisogna anche su questo cambiare l'approccio e cambiare il metodo. E dare ai sindaci le risorse, un criterio certo di proporzionalità, accoglienza diffusa e non maxi concentrazioni che sono pericolosissime, prima di tutto per la sicurezza dei cittadini, e su questo cercare di gestire appunto questo flusso così enorme. Senta, questo è un tema estremamente caldo e su cui si concentra anche l'attenzione degli italiani rispetto all'operato del governo, e lo abbiamo visto che ci sono insomma la Meloni da una parte, Salvini dall'altra, che viaggiano un po' su binari
Paralleli ma non sempre. Allora, parliamo di un altro tema, perché lei quest'estate è stato protagonista di un gesto che ha suscitato grande clamore in aula, parlando dell'indennità dei parlamentari. Lei poi ha naturalmente spiegato con i tempi e con i termini che non le sono stati dati, probabilmente di cui non ha avuto l'occasione nel momento stesso, di qual era il senso. Aprire un dibattito sul tema dell'antipolitica, esatto. che è estremamente impopolare di questi tempi, no? Perché sono decenni ormai che si punta a ridurre, tagliare, contenere quello che è invece anche in qualche modo la capacità di rappresentanza. Certo, appunto. ma guardi, lei mi dà modo di spiegare ancora una volta. Io sono intervenuto, cosa aveva precisata, quell'intervento io l'ho fatto in occasione della discussione alla Camera sul bilancio della Camera, che prevede anche le voci per l'indennità dei parlamentari. E sono intervenuto non per lamentarmi, io non mi sono mai lamentato, considero anzi che l'indennità attuale sia più che sufficiente. Questo chiariamolo per eso. Sono intervenuto però per dire, attenzione, che qual è il reale ammontare dell'indennità? Il reale ammontare dell'indennità netta è 4.718 euro al mese, che è un'ottima indennità, infatti io non mi sono lamentato e non credo di cambiarla. Poi si dice, sì, ma i parlamentari ricevono anche altre voci, circa altri 7.000 euro, sì, ma sono 7.000 euro che vengono dati ai parlamentari per l'attività, e io ho spiegato come io li spendo, e li spendo tutti 7.000 euro per l'attività politica che faccio a sostegno del mio mandato elettorale, non per mettermeli in tasca. Chiuso, e ho cercato di spiegare questo. Questa cosa è stata trasmessa, appunto, soprattutto dai social, ma anche dai quotidiani, come se io mi fossi lamentato, cosa che non è vero. Ma lei ha colto il punto. Io sono intervenuto lì perché il destro mi è stato dato dal fatto che si continua, c'erano all'ordine del giorno altri ordini del giorno presentati da 5 Stelle e da altri, che ancora una volta proponevano, diciamo, obiettivi antipolitici. Allora io dico una cosa semplice che mi pare di buon senso. In questi anni noi abbiamo ridotto il numero dei parlamentari. Ridotto il numero dei parlamentari, per cui la conseguenza è che io sono eletto in una circoscrizione che è fatta dalla provincia di Treviso, di Venezia, di Belluno, 2.200.000 abitanti, oltre 200 comuni. Mi si spiega come faccio a tenere un rapporto con questo territorio? Allora, certo. Si è ridotto il numero dei parlamentari con questa conseguenza negativa. Si sono bloccati le indennità dei parlamentari, perché quella indennità, che va bene così, ripeto ancora una volta, è tale dal 2006. Dal 2006 non c'è stata più nessuna modifica. Si sono bloccati e tagliati i vitalizi parlamentari, giusto, benissimo. Si è tolto ogni forma di finanziamento pubblico alla politica, benissimo. È migliorato il funzionamento della democrazia italiana? No. Si è indebolito ancora di più il rapporto tra cittadini e politica, perché si è approvata anche una legge elettorale sbagliata, per cui il cittadino quando va a votare vota solo il simbolo del partito, non sceglie l'eletto. E io penso che questo sia un altro errore, perché allontana il rapporto tra cittadini tra eletto ed elettore. Allora io dico, smettiamola di coltivare un'antipolitica che si è dimostrata soltanto dannosa. La politica è l'attività, è l'esercizio della gestione di un paese, e in tutto il mondo avviene attraverso degli eletti che vengono, dei rappresentanti che vengono eletti in Parlamento, attraverso un governo che viene eletto con le elezioni, attraverso anche risorse e finanziamenti che sono a disposizione dell'attività politica, perché anche questa idea, cioè la politica non deve costare, ma se io stampo un manifesto, il tipografo vuole essere pagato. Se io affitto un teatro per fare una manifestazione, il proprietario del teatro o del cinema vuole essere pagato o no? Quindi il problema non è che la politica non deve costare, semmai il problema è che la politica sia pagata in modo lecito e corretto, questo certo. Quindi io credo che bisogna cercare di uscire da una logica demagogica, antipolitica, che, ripeto, non ha rafforzato la fiducia dei cittadini nella politica, l'ha indebolita. Questo è era il senso del mio intervento. Poi
è stato rappresentato secondo me in modo sbagliato, mi sono preoccupato e continuo a preoccuparmi come sto facendo qui, di spiegare e di ragionare, perché penso che con la ragione le cose si possono capire. Chiaro che naturalmente i cittadini alle prese con tutte le difficoltà che lei ha elencato prima, naturalmente si fermano a quella che è la sensazione a pelle, no? A proposito di questo, chiederei alla regia di farci ascoltare proprio una piccola inchiesta che abbiamo realizzato tra i cittadini di Bassano del Grappa sull'autunno che li aspetta, diciamo, no? Su quelle che sono un po' le spese, i timori anche sul fronte economico di questa ripartenza, con magari un pochino di incertezze in meno rispetto a qualche mese fa, nel senso che alcuni prezzi si stanno calmierando, abbiamo visto insomma qualche ridimensionamento, ma in generale c'è un'inflazione galoppante, ci sono tutta una serie di problematiche. Proviamo a sentire. I dati raccontano che in autunno ci saranno di nuovo rincari, mutui, bollette, benzina. Come si fa? Si tira la cinghia. A meno che uno trovi soldi grattando i muri o ti diano degli aumenti, in qualche modo bisogna arrangiarsi. Che rincaro la spaventa più di tutto? È il costo della vita, specie qua a fare la spesa. Se prima bastavano 10 euro, adesso 15 non sono sufficienti. Ormai ci siamo abituati, dobbiamo conviverci con questa cosa, purtroppo. Non so come si fa. Di cos'è che ha più paura del rincaro? Cos'è che spaventa di più? La spesa, la bolletta, la benzina, il mutuo, cosa? Mutui per fortuna non ne ho, la benzina sicuramente sì e anche la spesa che è aumentata di un 20%. Qual è la cosa che la spaventa di più di questi rincari? No, io non cerco di non spaventarmi perché non va bene. Bisogna che qualcuno veramente cominci a metterci mano, ci deve essere una qualche risoluzione perché è ormai impossibile farci fronte. Ma certo che sono pronta, se meno ancora meglio. Come si fa a sostenere questo aumento continuo? Non sta a dirmi perché io ormai sono stanca di continuare a dire guarda è troppo, basta, non guardo più niente, siamo in due, quello che costa, dopo non mi interessa più niente. Tutto è incarato, tutto. Perché si spende mediamente 20-30 euro in più al mese, anche di più con la benzina, 50 euro al mese di più. Non so come faremo. Come si fa a pensare a un rincaro ulteriore con queste condizioni? Non lo so, dovrebbero esserci quelli che ci pensano al governo, no? Ma non ci pensano minimamente. È rincarata anche la pasta, il pane, quello spaventa, che sono viveri di prima necessità, soprattutto per le famiglie che hanno lavori precari. E tanti figli magari? Tanti figli, certo. Come si fa? Ci si mette in dieta e si sta attenti a come si fa a spendere i soldi. Di che rincaro ha paura soprattutto? Un po' in genere tutto, ossia luce, gas, aumenta sempre tutto e i generi alimentari. Benzina anche alle sere? Oh sì, brava, mi ero dimenticata io del carburante, certo. E che questa è una terra che ha anche delle risorse per far fronte, no, a questi scossoni, eppure ha sentito. Siamo in terra in cui il risparmio familiare è ancora molto alto, però questo non giustifica affatto, anzi direi che queste interviste ci parlano di una preoccupazione vera e seria. Ci sono dei dati abbastanza significativi recenti, ho visto i recenti dati Istat dicono che l'80% dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, cioè quindi quelli che hanno un lavoro più sicuro, ha un reddito medio netto mensile che sta in una forchetta tra i 1.200 e i 1.600 euro. Un insegnante con 10 anni di anzianità intorno a 1.450 euro. Ora è chiaro che se poi andiamo ai lavoratori a termine, che sono quasi tutti giovani, sempre i dati Istat ti dicono che l'80% dei lavoratori a termine ha un reddito mensile netto che sta in una forchetta tra gli 800 e i 1.100 euro. È chiaro che se poi andiamo sulle pensioni abbiamo lo stesso problema. 2/3 delle pensioni dei pensionati italiani sono sotto i 1.000 euro. Allora è chiaro che noi abbiamo in Italia oggi un gigantesco problema di distribuzione dei redditi, che l'inflazione ha fatto emergere ancora di più. A me colpisce una cosa, perché poi ci sono delle cose che sono simboliche.
Da parecchie settimane, se noi tutti guardiamo la televisione e i programmi televisivi sono intervallati dalla pubblicità. Avete notato che è aumentato enormemente il numero delle pubblicità dei supermercati, molto più che prima, i quali tutti propongono prezzi e le convenienze maggiori. Perché? Perché evidentemente ci si rende conto che c'è una sofferenza nella capacità di spesa delle famiglie e naturalmente chi ha un'attività, diciamo, di commercio di questi prodotti cerca di proporsi proponendo, diciamo, condizioni le più favorevoli, che i cittadini considerino più favorevoli. È la dimostrazione del fatto che c'è un problema. Allora io penso che questo tema di come si affronta la dimensione dei redditi delle famiglie italiane c'è, perché i mutui rincarano molto fortemente. Noi siamo un paese, mai dimenticarlo, che in Europa ha la più alta percentuale di case in proprietà. E una buona parte di queste case in proprietà sono state comperate con mutui, che sono, quindi l'incremento dei tassi dei mutui incide molto sulle famiglie. C'è un'inflazione che è quella che è, che incide, e quindi io penso che questo sia un tema molto serio, che deve essere una priorità dell'agenda politica, ci sono alcune proposte, intervenire sul cuneo fiscale. Cuneo fiscale, espressione che io vorrei bandire perché nessuno sa cosa vuol dire, cosa più semplice. Ridurre il prelievo dei contributi sociali per i lavoratori dipendenti sulle buste paga. Quello è il cuneo fiscale. Ma ha funzionato? No? Quando si è fatto ha funzionato, bisogna farlo perché vuol dire incrementare il potere reale d'acquisto. Perché il governo l'aveva annunciato, no? Sì, Per questa solo che l'ha seconda parte annunciato dell'anno. con scadenza a marzo. Cioè marzo è tra 6 mesi, 7 mesi, bisogna invece che si trovi il modo di garantire che questa riduzione dei contributi pagati dai lavoratori, che si traduce in salario netto più alto, abbia una temporalità più lunga. C'è un tema anche di rinnovi contrattuali, ormai noi abbiamo moltissime categorie che non rinnovano i contratti di lavoro da anni e anni e anni, e anche questo è un tema che va affrontato. C'è il tema di come si combatte evidentemente un'evasione fiscale che incide, perché poi l'evasione fiscale fa sì che chi paga come lei e io le tasse le paghiamo anche per quelli che non le pagano, quindi è importante anche su questo intervenire. Quindi ci va una strategia che abbia come obiettivo come garantire che le famiglie abbiano più soldi. Senta, un'ultima cosa veloce perché il tempo ormai sta finendo. Abbiamo detto lei alla festa democratica questa sera, si parla del futuro del Partito Democratico e domani invece a Pontida la Lega si raduna e ha questa ospite, la Le Pen, che ha fatto discutere. Come valuta questa presenza? Credo, per quello che riguarda il Partito Democratico, lo sforzo che noi stiamo facendo è quello di rilanciare la politica non solo del nostro partito, ma anche di costruire via via, come stiamo facendo nella battaglia sul salario minimo, un'alleanza con 5 Stelle, con altre forze progressiste democratiche come Azione o altre del campo dell'opposizione per costruire un'alternativa. Sappiamo benissimo che oggi la Meloni ha 2 rendite di posizione, ha degli alleati molto deboli, quindi che non gli creano fastidio, e quando cercano di crearlo la rafforzano. E l'opposizione che c'è, però non è ancora un'alternativa e noi abbiamo bisogno di costruirla e quindi dobbiamo lavorare per questo. La Lega cerca inutilmente uno spazio politico che in questi anni si è ridotto. Io voglio ricordare che siamo in provincia di Treviso. Nelle elezioni del 2022 la provincia di Treviso è la provincia italiana del maggiore crollo elettorale della Lega. E la Lega, che aveva nel 2019 il 34%, e non è secoli fa, sono 4 anni fa, in 4 anni si è ridotta all'8% su base nazionale. Salvini cerca disperatamente di allargare il suo spazio e di recuperare dei voti e pensa di farlo cavalcando, diciamo, il rapporto con la destra più estrema. Ha invitato la Le Pen a Pontida, oggi sta su tutti i giornali che vuole incontrare la leader del partito neonazista in Germania. Io trovo tutto questo massimamente irresponsabile, comunque è una scelta di Salvini. Noi contrasteremo sempre, diciamo, chi voglia proporre al Paese, diciamo, contenuti e politiche diciamo, fondate sull'estremismo, sul razzismo, sulla intolleranza,
come propongono in Francia Le Pen o in Germania i neonazisti della FD. Quindi se Salvini ritiene di allearsi con questi, naturalmente è una sua scelta, ma noi la contrasteremo. Benissimo, io la ringrazio moltissimo di questa disponibilità, buona festa democratica questa sera e domani, ricordiamo che prosegue a Prato della Fiera. Piero Fassino, deputato del Partito Democratico e anche vicepresidente tra l'altro della Commissione Difesa, per cui anche quello è un ruolo particolarmente delicato purtroppo in questo periodo, lo sappiamo. Grazie ancora, allora io chiederei a questo punto alla regia di mandare qualche istante di pubblicità, pochissimo. Grazie a voi e grazie a lei. Eccoci di nuovo in diretta con questa ultima parte della prima edizione di Antena 3 di oggi. Tanta politica, lo avete sentito con Piero Fassino, tanta cronaca oggi. Andiamo subito a Dolo, dove la nostra Ilaria Marchiori ha raccolto le testimonianze sulla vicenda dell'anziano che è caduto nel fiume, nel Brenta, ed è stato salvato da due ragazzi che tra l'altro hanno raccontato che altri se ne stavano fermi a fare video con il telefono mentre loro hanno agito, e per fortuna ci viene da dire c'è ancora qualcuno che ci pensa e interviene. Ilaria con Sandro Ponchio da Dolo, vediamo cosa ha raccolto. È accaduto tutto in pochi minuti. L'anziano di circa 70 anni stava camminando. Qualcuno riferisce anche di averlo visto barcollare quando ad un certo punto ha perso l'equilibrio. È caduto proprio qui battendo la testa e cadendo in acqua. A quel punto i due ragazzi di 17 e 16 anni, Marco e Nicolò, che stavano aspettando qui l'autobus per ritornare a casa da scuola, qui nella zona dello Squero a Dolo, non hanno esitato un attimo e si sono immediatamente tuffati perché hanno visto l'uomo galleggiare in acqua. A quel punto l'hanno riportato su, mentre i passanti che avevano assistito alla scena avevano chiamato i soccorsi. Infatti in breve tempo è giunta sul posto l'ambulanza, i carabinieri e anche i vigili del fuoco con una squadra di mira. L'anziano poi è stato soccorso e ora sta bene. Naturalmente è arrivato immediatamente anche il plauso del sindaco di Dolo, Gianluigi Naletto, che nei prossimi giorni darà proprio un riconoscimento a questi due ragazzi. Ma sentiamo le sue parole in questa intervista. Marco e Nicolò sono stati protagonisti di un evento eccezionale, straordinario. Salvare una vita di una persona fragile è stata un'impresa eroica. Li inviterò quindi nel prossimo Consiglio Comunale per dare a loro un segno di gratitudine e soprattutto di ammirazione, affinché questo sia un modello di riferimento per tanti altri giovani della Riviera del Brenta. Andiamo all'operato delle Fiamme Gialle ora, perché dal comando provinciale di Treviso, con il supporto di una serie di altri soggetti, Vigili del Fuoco, Spisa, l'Ispettorato del Lavoro, ARPAV, sono scattati dei controlli in 4 realtà produttive, un calzaturificio con sede a Montebelluna, 3 aziende tessili ubicate tra Caerano, Cornuda e Volpago del Montello, tutte amministrate da cittadini di nazionalità straniere. Queste realtà produttive che operavano sulla base di commesse ricevute da imprese locali, come spesso accade. Sono stati denunciati gli amministratori delle 4 aziende a vario titolo, diciamo, per violazione delle norme volte a prevenire gli incendi e gli infortuni sui luoghi di lavoro, nonché per reati in materia urbanistica e gestione dei rifiuti. Quindi non sono state osservate le norme di sicurezza per i lavoratori. 3 erano tra l'altro irregolari, di cui uno privo del permesso di soggiorno ed è stato espulso, col datore di lavoro che è stato denunciato anche per manodopera, per utilizzo di manodopera clandestina. Sequestrate d'urgenza le attività, quindi ancora episodi di questo tipo che riportano al tema importantissimo della sicurezza sui luoghi di lavoro, visto anche quello che succede purtroppo anche nel nostro territorio. Allora torniamo alla tragedia avvenuta l'altro pomeriggio a San Polo di Piave, episodio che è stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza con l'autoclave che è stata posta sotto sequestro.
Si parlava di lavoratori esperti che conoscevano bene il lavoro e conoscevano bene le norme. E resta da capire perché non sono state applicate. Ennesima tragedia sul lavoro che riporta sul tavolo la questione della tutela della sicurezza dei lavoratori. Innanzitutto non è una tragica fatalità come ho letto da qualche parte. Qui ci sono precise responsabilità a partire dalla mancanza di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Cordoglio unanime da parte dei sindacati per la famiglia e i colleghi di Marco Bettolini. Pugno duro però sulla necessità di interventi concreti che servano a mettere la parola fine a quella che loro stessi definiscono strage silenziosa delle morti bianche. I dati di fine giugno ci davano più di 6.000 infortuni in provincia di Treviso, ovviamente infortuni di tutti i tipi, con una decina di morti già a fine giugno. E credo che siano dati, come dire, non solo importanti, ma dati inaccettabili. E pertanto è un tema di emergenza. Emergenza che deve essere trattata come tale, commentano i sindacati, che va combattuta innanzitutto tramite l'educazione del personale e dei datori di lavoro alla sicurezza. Troppo tardi discuterne a fatti già avvenuti, commenta Mauro Visentin. Necessario agire sulla prevenzione perché la tutela dei lavoratori non è mai un costo per le aziende, ma un investimento. Cosa costa una vita? Al di là di quello e dell'irrisorietà di quanto pagherà l'INAIL alla famiglia o del superstite o del deceduto. E cosa costa a una famiglia, alla collettività, un intervento in queste condizioni? Dello stesso parere anche la CISL, che lamenta un mercato del lavoro troppo fondato sul profitto e poco sul benessere delle persone. Per i sindacati il problema delle morti sul lavoro non si risolverà finché non si riuscirà a cambiare la cultura e il modello di sviluppo. Già sui tavoli le proposte di soluzione alla piaga delle morti bianche. C'è un piano regionale che è stato firmato da CGIL e CISL-UIL, di cui chiediamo l'applicazione perché il tema dell'agricoltura è uno dei temi centrali assieme all'edilizia per quanto riguarda i rischi. Dall'altra parte c'è anche il protocollo che abbiamo firmato a livello territoriale con lo SPISAL, con le associazioni datoriali, che deve essere applicato perché in quel protocollo viene definito un percorso di condivisione dei rischi assieme proprio alle associazioni datoriali e alle aziende. Questi erano i sindacati. Allora andiamo a sentire anche il procuratore della Repubblica sulla tragedia avvenuta a San Polo, come vi anticipavo, ripresa da una telecamera di videosorveglianza. Le immagini di una telecamera di videosorveglianza dell'azienda vitivinicola Cadiraio riprendono proprio la zona dove è avvenuta la tragedia. Immagini già acquisite dagli inquirenti. In quei frame gli istanti drammatici quando Marco Bettolini, 46 anni, entra nell'autoclave nel disperato tentativo di salvare l'amico e collega Alberto Pin, di 31 anni. Le indagini degli uomini dello Spisal e dei carabinieri che stanno cercando di ricostruire il gravissimo infortunio sul lavoro. La cisterna è stata posta sotto sequestro. E si sta cercando di approfondire il perché queste due persone sono entrate nell'autoclave. Dalle prime informazioni che arrivano dalla polizia giudiziaria, in quell'autoclave non avrebbe dovuto entrarci nessuno della ditta e eventuali interventi manutentivi avrebbero dovuto essere effettuati da una ditta esterna specializzata. Nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia sul corpo della vittima. Presto ancora per parlare di indagati, spiega il procuratore, che poi aggiunge. Indubbiamente per l'autopsia e per altri eventuali accertamenti verranno date le garanzie, gli avvisi previsti dalla legge a chi si trovava in posizione di dover garantire la sicurezza dei posti di lavoro. Questo non significa che questi soggetti siano responsabili, perché chiaramente ove dovesse dimostrarsi che c'è stata un'iniziativa assolutamente imprevedibile da parte delle vittime, il discorso scagiona i datori di lavoro alla catena. Ove invece si dovesse dimostrare che c'è una responsabilità da parte di chi aveva la direzione, le posizioni di controllo nell'azienda per questa attività pericolosa, allora si procederà di conseguenza. Perché si trovavano lì? Una domanda a cui si dovrà dare una risposta e che potrà chiarire il motivo che ha spinto Alberto ad entrare nell'autoclave. Le indagini sono solo all'inizio, fanno sapere dalla procura, mancano tasselli importanti per chiarire la dinamica della tragedia.
E ci vorrà del tempo per delineare l'esatta dinamica di quel che è successo e individuare eventuali responsabilità. Intanto andiamo alla vicenda del contestatissimo Velox di Cadoneghe, anche quello finito al centro di un'inchiesta. C'è stata una nuova protesta dei multati e martedì è previsto un incontro tra il prefetto e i consiglieri di minoranza. Al sindaco voglio dire che annulli immediatamente tutte le multe perché gli apparecchi sono illegali. Perché sono illegali? Io ho fatto l'esposto ai carabinieri perché quello in direzione Padova è totalmente fuori norma, non rispetta le distanze dal ciglio della strada, è disposto su una linea di pali dell'illuminazione nascosto, non è preventivamente segnalato. Delusi per non aver ottenuto risposte dal sindaco durante il consiglio straordinario di mercoledì sera, il popolo dei multati dal Velox di Cadoneghe torna a manifestare sotto le finestre del municipio. Noi siamo qui pacifici, senza sigle, senza nomi, senza partiti, senza niente, solo per chiedere un annullamento totale e soprattutto gratuito. Ieri sera erano circa una cinquantina, si sono ritrovati sperando di incontrare il primo cittadino Marco Schiesaro, ma il nuovo faccia a faccia non c'è stato. Intanto storie dei multati continuano a crescere, così come aumenta la rabbia perché molti sono lavoratori che rischiano ora di perdere tutti i punti della patente. A quelle 3 che ho pagato mi sono fatta decurtare 9 punti e gli altri 21 mi servirebbero per andare a lavorare perché 9 più 21 fa 30 e mi tolgono la patente, ma io devo andare a lavorare per vivere e pagare le multe. Alla fine adesso 8 multe ho pagato. Per un importo di? 1.400 euro. Quanto prendi di stipendio al mese? 1.400 euro, uno stipendio base, insomma. Quindi tutto il tuo stipendio è in multe? Il stipendio pagato più anticipato 1.500 euro per pagare le multe. Questo mese di agosto ne ho preso una busta paga, guarda, 94 euro di netto. Dopo la pausa estiva sono riprese le notifiche delle multe, quelle che vanno dai primi giorni di luglio al 9 agosto, data in cui i Velox sono stati vandalizzati. Mio figlio ne ha prese 3. Una è arrivata questa mattina che domani deve andare. Ne ha pagate 2, che lui abita a Campodarsio, però non è giusto a mettere a 50 all'ora che tu corri a 52 e ti metti la multa. Per necessità familiare devo passare anche 6 volte al giorno in quella strada e non mi sono assolutamente resa conto che c'era un autovelox, perché io ho sempre saputo che deve essere dichiarato, ben visibile. Io ne ho presi 2, una andando in ospedale perché dovevo essere operata alle 6 di mattina, mi hanno dato la multa maggiorata. Poi dopo alcuni giorni quando sono ritornato, perché mi hanno operato agli occhi, mi hanno dato un'altra multa alle 10:30 di mattina. Ora i multati attendono l'incontro che ci sarà mercoledì mattina con il prefetto, un incontro richiesto dai consiglieri comunali di minoranza. Fin qui dunque la protesta dei multati, noi siamo in chiusura, vi dico solo che il Corriere della Sera, visto che ne abbiamo parlato diffusamente anche con Piero Fassino, annuncia che von der Leyen ha raccolto l'invito di Giorgia Meloni e dunque domani sarà a Lampedusa, un altro segnale appunto importante, lo diceva anche Fassino, di vicinanza dell'Europa e con la Germania che ha riattivato l'accoglienza per i migranti di Lampedusa nella speranza che anche per i nostri territori si riduca la pressione. Vi ricordo dopo le previsioni del tempo che sarà la volta del film alle 13:30 Miss Pettigrew con Frances McDormand e Amy Adams, dunque un cast davvero importante. Miss Pettigrew è una governante di mezza età che viene assunta come segretaria dall'attrice e cantante Delisia Lafosse. La donna catapultata nello scintillante mondo delle stelle del cinema si prodiga nell'aiutare l'artista a gestire la propria carriera e gli affari di cuore, un film di Bharat Nalluri dalle 13:30. Ringrazio allora Mattia Pizzaia e Renato Capoia che mi hanno seguito dalla regia, grazie a voi che siete stati in nostra compagnia, l'appuntamento è ai telegiornali di questa sera, adesso le previsioni del tempo, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex Novo Mercatino dell'Usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al Meteo. Previsioni per sabato 16 settembre. Il tempo si mantiene buono sul nostro territorio grazie alla presenza dell'anticiclone. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o poco nuvoloso. Da segnalare soltanto qualche nebbia mattutina in pianura e occasionali piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stazionarie o in lieve locale calo, minime sui 14-20 gradi, massime tra 24 e 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulle prealpi nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime sui 26-27 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo poche novità, tempo in parte soleggiato con bassa probabilità di rovesci. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 27-28 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.